Va ora in onda la rassegna stampa. Miau, 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 miau. Ormai avete capito che è come un richiamo, no? Quel miau, miau dei gattini di Rossini. Lo sapete, per ritrovare questo pezzo basta cercare su Google Gattini Rossini e salta fuori questa opera incompiuta, non lo so, però sconosciuta sicuramente, di Rossini. Sono quegli errori probabilmente di gioventù che si fanno. D'altronde anche io ho cantato qualche anno fa La Padania, se cercate su YouTube Sammy Varin La Padania salta fuori un qualcosa di potentissimo che non tutti per fortuna conoscono. Buongiorno. Suoniamo la chitarrina? Dai, facciamoci una chitarrina, un bel blues. Grazie alla musica di Roberto Salis, che in questi giorni ci tiene compagnia in rassegna stampa. Lo faccio svegliare presto, viene qua nei nostri studi con la chitarra e aspetta e spera. Quello lavora di notte a Lollapalooza di Milano, lo trovate in Corso Como, certo, chiude alle 5 del mattino. Gliel'ho proposto, le ho detto chiudi alle 5, passi di qua per la rassegna stampa, poi vai a letto a dormire. Lasciamo stare. Grazie comunque, approfitto per salutare i tanti artisti indipendenti che sgomitano per apparire all'interno di questa rassegna stampa, perché questa è anche una rassegna stampa musicale, un momento per passare qualcosa che le altre radio non passano, oltre naturalmente alle notizie, e serviamo per questo come radio di nicchia, Radio Libertà. Con il buongiorno e il buon anno da Sammy Varin, siamo al 9 gennaio 2026, sembrano passati 6 mesi dall'inizio dell'anno. Io non so se avete la stessa sensazione, mai abbiamo avuto un inizio dell'anno più tormentato dal punto di vista delle notizie. È mancato il Tarrus Gamea a Milano, salterà fuori magari più avanti che ne hanno violentate 30 ma nessuno ha denunciato prima. Facciamo le corna, ci mancherebbe altro. Però signori, la giornata di oggi è gustosa dal punto di vista delle notizie. Poi oggi ci sarà anche la conferenza stampa di fine o inizio, come volete chiamarlo voi, anno, da parte della Premier Meloni. Un tempo si faceva la conferenza stampa di fine anno, poi non c'hanno mai voglia, sono sempre in vacanza in quei giorni, allora la si fa a inizio anno. Staremo a vedere cosa si racconta. Intanto il buongiorno lo tiriamo naturalmente a chi ci sta ascoltando in tutta Italia, magari in giro per lavoro attraverso la Radio DAB, dall'autoradio. Buongiorno anche a chi ci segue da casa con la radiolina DAB, magari se l'è fatta regalare per Natale. Non è male come regalo, una radiolina DAB ormai costa 20 euro, ma forse anche meno, e ti permette di ascoltare tante radio nuove che non ci sono nella solita banda FM, ma che appunto sfruttano questa banda tecnologica di onde elettromagnetiche che fanno sentire un audio molto migliore, molto più perfetto dal punto di vista dei toni alti e medi. Trovate tutto quanto certamente anche su internet, minimo, cioè le onde elettromagnetiche ci sono, ma sono state purtroppo, dico io, superate dalla tecnologia, e quindi ci potete ascoltare sul sito radiolibertà.net, scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, ma naturalmente anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. In modo particolare per questa rassegna stampa, e ringrazio gli amici di Lega Salvini Premier che ci ritrasmettono sul loro paginone Facebook. Più di 1 milione di appassionati di buona politica che ci sbirciano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ci sono buone notizie, per fortuna. Non mi capita quasi mai di dare buone notizie in apertura di rassegna stampa, e allora diamole, signori. Tutti i siti internet, ma anche gran parte dei quotidiani aggiornati con il Venezuela che ha liberato gli italiani Gasperin e Piglieri, attesa per Trentini e Burlò. Si parla naturalmente
dei prigionieri stranieri che Caracas ha deciso di liberare, anche per rendere meno pesante la situazione del Venezuela. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Lo stesso Repubblica: Caracas, italiani liberi, già fuori Gasperini e Piglieri, speranza per trentini italiani che erano detenuti in Venezuela con le motivazioni più strane e strampalate. Intanto su gran parte dei giornali, ma naturalmente anche sui siti, c'è l'America, il Senato USA che blocca Trump sul Venezuela, il presidente dice: l'unico limite al mio potere è la mia moralità. E qui naturalmente ancora ostentazione di muscoli, oltre naturalmente a quello che è successo ancora una volta in America e che hanno sparato, eccetera. Ne parliamo tra poco. Come dico sempre io, la verità sta nel mezzo. È chiaro che se tu intimi di fermarti a qualcuno, tu naturalmente poliziotto intimi alt a qualcuno e quello non si ferma, e quello sta rischiando. Poi c'è chi dice che c'è un'altra situazione, c'è chi dice che già ci sono i filmati. A chi date ragione voi? Sì, perché si può anche dire il vostro parere, non lo sapevate in questa rassegna stampa? Minimo ogni mezz'ora io leggo i vostri messaggi. Per cui chi ci segue in diretta alle 7.38, oltre ad andare in cucina a fare il risotto, può farci un messaggino al 340 67 09 659. 340 67 09 659 e commentare le notizie che vado leggendo. E io oggi inizio col Corriere. Perché? Perché dai giornaloni vergogna, perché i giornaloni oggi danno ampio spazio alla Lega, visto che ieri c'è stato il question time al Senato, visto che ieri me lo richiedevate, un tempo si facevano le richieste musicali, adesso mi richiedete i politici, e tutti mi chiedevano che fine ha fatto Piantedosi, visto che abbiamo cominciato l'anno con accoltellamenti, uccisioni, te l'ho detto, è mancato solo il Tarrus Gamea, ma tranquilli, ma arriverà. Che facciamo? E non diciamo niente sul fronte sicurezza. Piantedò è arrivato Piantedosi. Ieri è riapparso in Senato e quindi c'è parecchio spazio per lui e per un movimento che si chiama Lega, che diventa sempre più spina nel fianco a questo governo. Qualcuno lo chiama cortocircuito perché c'è di mezzo anche Giorgetti che fa la sua. E cosa sta succedendo e cosa succederà? Intanto andiamo sulla prima pagina. Ecco il Corriere della Sera che apre con Venezuela, l'attesa per trentini sul cartaceo e chiaramente aspettiamo che ci sia anche questa liberazione. Nel frattempo, come vi dicevo, sono stati liberati Gasperini e Piglieri. Caracas decide un maxi rilascio di detenuti politici. Libero l'imprenditore italiano Gasperini, trattativa di Lula, Zapatero e Qatar. Macron contro la Casa Bianca, sta violando le regole, basta neocolonialismo, Mosca avverte l'Europa. Questo è il titolo principale, con Giovanni Bianconi che titola la sua meditazione Il cambio di passo. 3 cittadini italiani detenuti in Venezuela già liberi o in procinto di esserlo. Sul quarto Alberto Trentini, il nome più noto e rumoroso, ancora nessuna certezza, solo l'assicurazione che pure lui rientra nella trattativa internazionale che ha portato alla scarcerazione di un vasto numero di prigionieri stranieri a Caracas, una partita per la quale il presidente dell'Assemblea venezuelana Rodriguez ha voluto ringraziare l'ex premier spagnolo Zapatero, il presidente brasiliano Lula e il governo del Qatar per il loro ruolo di mediatori.
Per l'Italia l'ultima carta l'ha giocata il ministro degli esteri Tajani durante l'incontro con i suoi colleghi del G7 il giorno dell'Epifania. Ho insistito sull'importanza della liberazione dei nostri connazionali detenuti nelle prigioni venezuelane, a partire da Alberto Trentini, bla 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 bla. Ho capito, è merito di Tajani, sappiatelo, che nessuno proprio ci pensava a Tajani. Siamo sempre sul Corriere, tra le segnalazioni in prima pagina. A proposito di Lega, la maggioranza, il retroscena, la Lega sfida Crosetto sui fondi per la difesa, il bivio del voto su Kiev. Quindi anno nuovo, vecchie menate, e non sono menate mentali, ragazzi, perché qui si può sfiorare la crisi di governo, qualcuno dice, qualcun altro dice semplicemente che magari quel giorno, quello delle votazioni, ci sarà qualcuno che mancherà dall'aula, staremo a vedere. Sempre in prima pagina sul Corriere, Mattarella che va in Svizzera, nuove accuse ai proprietari del bar di Crans, Emanuele Ladio, e ci sono nuovi particolari su questa inchiesta che si potrà portare avanti anche dal punto di vista dell'Italia. Ma a proposito della brutta cronaca, travolse Matilde con la Porsche, guidatore in cella. E poi un altro trafiletto, il delitto in Veneto, barman ucciso, la fuga e il fermo del vigile urbano. Ma in centropagina sul Corriere c'è la brutta vicenda avvenuta in America, madre di 3 figli colpita a sangue freddo, tolta l'indagine agli agenti locali. René, vittima dei federali, scontri a Minneapolis. René Nicole Good, 37 anni, americana, è stata uccisa a sangue freddo con 3 colpi di pistola dai poliziotti federali dell'ICE a Minneapolis durante un controllo anti-immigrati. Rivolta nella città del Minnesota con il sindaco che sfida Trump e invita gli agenti ad andarsene. Proteste anche a New York. Per il presidente USA René era una facinorosa, ma i filmati smentiscono questa ricostruzione. Attenzione, ci sono filmati e filmati. Pare che questa stesse per investire uno di questi poliziotti che per fermarla ha sparato. Un altro filmato proverebbe il contrario. La verità, come al solito, sta nel mezzo. O la dice Massimo Gramellini nel suo caffè? Sto leggendo il Corriere, pensavate di sfuggirci, Trump's Gender, signori, Trump's Gender si intitola il caffè di Massimo Gramellini. Attenzione, è arrivato anche il pistacchio gay a Catania, C'è Simone che è felice e contento, vai subito questo weekend, si trasferisce a Catania per provare il pistacchio gay. Intanto Massimo Gramellini: non se ne può più di parlare di Trump, ma sembra impossibile parlare d'altro. È come una macchia che si allarga sulla tovaglia fino a diventare il colore dominante. Oh, ma dove cazzo mangia sto Massimo Gramellini? Ma che tovaglie usi? Una macchia che si allarga sulla tovaglia. Dipende cosa ci rovesci anche, sta attento, Gramellini. E la tovaglia è il diritto internazionale, il galateo istituzionale e le altre fottute cazzate, direbbe lui, Trump, con cui in Occidente ci siamo baloccati per oltre mezzo secolo, finendo addirittura per crederci. Prendiamo l'ultima tragedia consumatasi a Minneapolis. Non è la prima volta che negli stati ingrugniti d'America un poliziotto ammazza a bruciapelo una persona, stavolta una casalinga incensurata, solo perché si è rifiutata di scendere dall'automobile. Insomma, diciamo che stava ingranando la marcia e partendo e andando addosso alla gente. Ma è la prima volta che il presidente in carica solidarizza immediatamente con il pistolero e se la prende con la vittima, sostenendo che se l'è andata a cercare, nonostante le immagini smentiscano le sue parole. Certe immagini.
Qualcuno starà pensando: Putin e Xi Jinping fanno così da sempre. Già, ma loro non guidano nazioni libere, dove la polizia risponde alla legge scritta a maiuscola e invece che al despota. Trump ancora sì, in teoria, dovrebbe sapere che se il capo di uno Stato democratico assolve un pistolero in divisa prima che lo abbia fatto un giudice al termine di un regolare processo, autorizza qualunque altro poliziotto malintenzionato a togliere il freno a mano agli istinti. Il problema è che Trump lo sa benissimo, e il problema ancora più grave è che lo sanno anche i suoi estimatori. Capito? Estimatori pistoleri che state ascoltando Sammy Varin su Radio Libertà, guardate, beh dai, noi siamo l'esatto opposto, il nostro presidente, con tutto il rispetto agli ossequi, va dall'altra parte invece, ricordate quando la polizia si era permessa di manganellare certi, tra virgolette, studenti durante varie manifestazioni. Lasciamo stare vecchi ricordi. Giro pagina, oggi parto dal Corriere, signori, perché mi sembra che sia più interessante e corposo, anche se è sulla Stampa l'intervista al marito dei bimbi del bosco, sul quotidiano La Stampa, mentre sul Corriere c'è solo la Tamaro, che non ho mai capito come si chiama, che scrive ridati ai genitori i bimbi del bosco, quindi meditazione, qualcuno che si incazza ma niente più. La Stampa intervista proprio il marito, un'intervista mesta, triste, che ci fa capire come ce la siamo già dimenticata l'isola del tesoro. Stiamo pensando a quella, la Groenlandia adesso, sì, anche perché anche questa ce l'eravamo completamente dimenticata dall'85 che non c'è più con l'Europa, è finito l'amour e adesso ci ricordiamo dell'isola del tesoro, eccola qua sul quotidiano Il Corriere, la Groenlandia. Diamanti, oro, preziose terre rare. La Groenlandia ha numerosi giacimenti, ma di qualità incerta, e i costi d'estrazione sono altissimi. Insomma, Federico Fubini sul Corriere oggi dice: ma è un po' una schifezzina questa Groenlandia, e dai, non stiamo lì, eccetera. Fatto sta che c'è un paginone sulla Groenlandia oggi sul Corriere, con l'intervento dell'ex ambasciatrice di Trump in Danimarca. Copenaghen stia attenta, non può difenderla, servono gli Stati Uniti. Se la vogliono comprare, lasciategliela comprare. Comunque, paginone sulla Groenlandia, ma a noi interessa poco. A noi, lo sapete, se ascoltate questa rassegna stampa, interessa soprattutto casa nostra, soprattutto la Lega, il centrodestra, la sicurezza, l'immigrazione incontrollata, la giustizia e anche un po' questi frin i soldi, i danè per noi. A proposito, il primo stipendio di gennaio dovrebbe arrivare qualcosa in più, ma dopo sono sempre, tra dicembre e gennaio sono sempre le trattenute, tira de chi, mula de là, se capis no. Però forse a febbraio sapremo qualcosa di più, se effettivamente questa manovra del governo dà qualche euro in più a tutti noi, un cerino, un cerotto lo accendiamo oggi in chiesa? Fatemi andare sul Corriere, pagina 15, difesa, accessi sospetti dalla Cina, Giorgetti, le armi, spesa sociale salva. Il ministro ha detto cruciale il dato sul deficit, da Crosetto altri 7 programmi sulle forniture. Paginone sul quotidiano Il Corriere per dire che, in poche parole, ci sarà uno scostamento di deficit per tirar fuori nuove armi. E allora io vado a leggervi il retroscena di Simone Canettieri, che dice: assenze e distinguo, la trincea della Lega sul decreto per Kiev.
La richiesta di più soldati in strada, le mosse di Vannacci. Che vuol dire? Vuol dire che c'è Crosetto che vuole mettere l'elmetto a tutti noi dicendo venite, venite che vi mando in guerra. La Lega che dice sì, più soldati, ma per fare la guardia alle nostre strade, nelle nostre città. Come finirà? Anno nuovo, stessa strategia e trincea. Se ci sono da guadagnare spazi all'interno del centrodestra, così lo mette il Corriere, sinceramente la Lega non pensa di guadagnare spazi, spera di guadagnare qualcosa in sicurezza, anche perché la sinistra, avete sentito, comincia a prendere per il culo questo governo dicendo avevate detto che ci sarebbe stata più sicurezza, guardate cosa succede a Milano, perché la colpa chiaramente è della Lega, no? E la Lega c'ha un pacchettino sicurezza pronto da tempo, nuovo, che rende la vita più difficile a chi si macchia di reati, anche perché la domandona che ci facciamo in questi primi giorni dell'anno, vedendo queste violenze, accoltellamenti, ste schifezze mostruose, dice: ma perché era qui? Perché sto tipo si trovava nel nostro paese, visto che quasi tutti avevano ricevuto il foglio di via o comunque non dovevano essere liberi? C'è qualcosa che non funziona nella giustizia e quindi bisogna mettere altre toppe, mettere delle leggi ancora più cattive, che, ribadisco e discoriva, se poi giustamente fai le leggi ma c'è qualcuno che non le rispetta, non le fa rispettare o che le estrapola, le immagina in modo diverso, pensa altre cose, è un gatto che si morde la coda. Anno nuovo, stessa strada, trincea, se ci sono da guadagnare spazi all'interno del centrodestra, e così è bastato che ieri il ministro leghista dell'economia Giancarlo Giorgetti parlasse in Senato anche in via solo teorica, poi ascoltiamo più avanti quello che è successo ieri in Senato, della clausola di salvaguardia per le spese sulla difesa, 12 miliardi di euro in 3 anni da approvare con uno scostamento di bilancio in Parlamento, per rianimare sospetti e scontri. Non a caso è stato un altro leghista, il falco salviniano Claudio Borghi. È falco salviniano, chiamatelo così quando lo vedete in giro. Falco salviniano! E lui si gira e vi fa una pernacchia. Claudio Borghi spiega ogni martedì, il martedì torna in diretta qui su Radio Libertà ore 18:30 con il nostro Antonino Danna, a spiegare subito dopo che se le spese addizionali consentite sono solo per la difesa, la nostra richiesta è che siano usate per la sicurezza interna e le forze dell'ordine sulle strade, non certo per mandare militari al fronte. Altro che NATO, altro che Kiev. Ragazzi, Borghi, com'è che l'ha chiamato, falco salviniano, sta portando avanti le vostre idee, quelle che mi state scrivendo da mesi al 340 6709 659, perché questa radio sfigata con le pezzi al culo, ci si rompe qualcosa ogni giorno, è un conduttore quotidiano tra quello che voi pensate e la politica della Lega. Ve lo dico chiaramente, senza giri di parole, non è la radio della Lega, ma è una radio, diciamo, molto ascoltata dalla politica della Lega e del centrodestra in generale, ok? Quindi stiamo portando avanti il vostro pensiero dicendo basta armi, basta soldi che vanno in cessi d'oro per l'Ucraina, d'accordo? Per mettere in chiaro la situazione. E in un batter d'occhio si è riproposto, scrive il Corriere, un cortocircuito già visto. Il Carroccio vuole che l'esercito, dunque il ministro di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, tenga ancora in piedi e anzi rafforzi l'operazione Strade Sicure, anche se l'indicazione del governo va nel senso opposto, e cioè la riduzione progressiva degli uomini e delle donne della difesa in Parlamento con l'aumento
in parallelo con l'aumento progressivo dei numeri delle forze dell'ordine. Insomma, togliamo i militari, aumentiamo le forze dell'ordine. D'altronde, proprio lo scorso 4 dicembre Crosetto aveva spiegato che serve aumentare le forze armate professionali e in questo senso ho detto più volte che l'operazione andava lentamente riaffidata alle forze di polizia. Insomma, non proprio l'idea di Salvini, che per acuire lo scontro sempre ieri ha fatto uscire un altro fedelissimo, Eugenio Zofili, pronto a ribadire l'impegno della Lega per aumentare il numero di militari dell'esercito per proteggere obiettivi sensibili e cittadini in strade, piazze, stazioni, capite? È l'impegno anti-Maranza, perché i Maranza se vedono la camionetta dei militari stanno un po' più attenti a tirar fuori il macetino, capito? Insieme all'impegno di continuare le assunzioni ordinarie e straordinarie di forze dell'ordine. In mezzo, silente, c'è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, indicato al Viminale dalla Lega nell'ormai lontanissimo politicamente 2022. E anche qui si riassume un attimo quello che pensate tutti voi, che forse questo Piantedosi, posso parlare in termini di yogurt, è un po' scaduto? No, dai, sto scherzando. Però il fatto che Matteo Salvini si sia riproposto come ministro dell'Interno, quando avrà finito il lavoro, certo, di costruire ponti e strade, non è una cattivissima idea. Mi dite anche su questo cosa ne pensate. Non parlo mica con voi leghisti che ce l'avete sempre duro politicamente, anche quelli che non votano Lega o che non sono di centrodestra. Un Salvini che torna a fare il ministro dell'Interno, forse tu dici sarebbe come Trump, dopo fa sparare i carabinieri, polizia, piu piu piu, pistolero, mettiamo la canzone Pistolero tra poco, sì, 340 6709 659. Cari pistoleri all'ascolto di Radio Libertà, sareste contenti se Matteo Salvini tornasse a fare il ministro dell'Interno? Dai, che tentazione, eh? Che sensazione di leggera follia. 340 6709 659. Scrivetemi solo WhatsApp, perché gli SMS poi ci ripubblica quello lì della Rai. È finita la base, vuol dire che mi devo fermare. Sì, peccato, perché prosegue l'articolo del Corriere. Oggi piatto ricco, micificco. La pausa musicale, sì, ogni mezz'ora mandiamo in onda un artista indipendente. Oggi facciamo un giro con Giuseppe Gioni Barbera.
Porella miseria, ragazzi, oggi Giuseppe Gioni Barbera ci ha tirato su dalle brande, anzi giù dalle brande. Dubbio amoroso si intitolava questa composizione dall'album Il pianista, uscito lo scorso ottobre da questo compositore, arrangiatore, pianista palermitano. Tutta roba buona, tutta roba fresca, mica le solite porcherie che girano sulle grosse e grasse radio commerciali. Grazie agli artisti indipendenti che mi scrivono, sammy.varin@radiolibertà.net o che cercano Sammy Varino Radio Libertà sui social e ci fanno avere le loro composizioni. Intanto sono 2 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin. Buongiorno a Simone che sta aspettando ancora il panettone al pistacchio. Dico, ma sei troppo ingordo. Te l'hanno regalato i nostri ascoltatori, te lo sei mangiato come Poldo Sbaffini fa con il panino, gnam gnam, cioè, e adesso si stava lamentando a microfono chiuso che non gli è arrivato neanche il panettone al pistacchio. Cioè, se arriva e te lo mangi subito, devi andare, te l'ho detto, a Catania, dopo ne parliamo, dove hanno inventato il pistacchio gay e adesso ci sono tutte le associazioni LGBT, vergogna, il pistacchio gay, oh cazzo, se non ne parliamo perché non ne parliamo, se ne parliamo perché ne parliamo, che noia, che barba. Per fortuna ci siete voi ascoltatori di Radio Libertà che mi state scrivendo vai alla grande al 340 6709 659. Sammy, per la nuova allegoria delle forze armate della Germania pronti allo scontro con la Russia nonostante la storia, consiglio di prendere a loro come testo di studio. Cosa gli consigli alle forze armate tedesche? Sturmtruppen, testo fondamentale per capire i tedeschi, da leggere anche per la stessa Ursula con i suoi passati armati e corrotti, monumento alla stupidità umana in grandezza teutonica. Bravo Maurizio, bei tempi, Sturmtruppen. Io ne ho una di maglietta, me la deve aver regalato un ascoltatore di Pavia, se non erro, una maglietta di Sturmtruppen bellissima con scritto, adesso ci tagliano la corrente, dogane padane. Bellissima, ragazzi. Io, perché avendo girato tante feste della Lega proprio nei tempi della secessione, eccetera, ogni sezione faceva i suoi gadget, ragazzi. A parte che avevamo diffuso chiaramente la nostra moneta, eccetera, e chi non ce l'ha a casa una moneta padana, però la maglietta di Sturmtruppen con scritto dogane padane era stupenda. La mette ogni tanto mio figlio Elia, la madre quando lo vede, dove vai tu conciato così? Vabbè, abbiamo anche la maglietta di Putin, lo sapevate? Questi errori di gioventù la buttiamo, la bruciamo subito. Dai, sto un po' scherzando. Ciao Sammy, piacevole l'accompagnamento alla tua imperdibile rassegna stampa in sottofondo della chitarra. Grazie al regista, vedi, ti ringraziano pure. Pistacchio ci fa digerire gli inaccettabili notizie di violenze, incomprensibile come non si riesca a eseguire subito le espulsioni. Grazie Graziella, è davvero, cioè bisogna tornare a parlare di queste cose, espulsioni, deportazioni, perché poi dipende se siete di destra o di sinistra, c'è chi le chiama deportazioni, chiaramente dagli Stati Uniti, eccetera, ma noi vorremmo semplicemente dire questo termine: remigrazione. Ok? C'è stata un'immigrazione incontrollata, voluta tanto dal PD e da certi giudici. Siamo diventati il ventre molle dell'Europa, nel senso che questi migranti, che è come gli uccelli dovrebbero migrare, come i Rom, i loro campi nomadi dovrebbero essere nomadi, invece col cazzo che si muovono, sono sempre lì a rubare, no, mica tutti, solo qualcuno. Cioè, ragazzi, sono arrivati tutti qua e fanno il bello e cattivo tempo solo qua. Io mi chiedo questo, voi che avete più intelligenza, che girate il mondo, ma succedono solo qua le cose terribili che non accadono tra coltellamento, violenza, tarusgamea, schifezze immonde,
Possibile che negli altri paesi non le facciano queste cose, soprattutto nei loro paesi? 340 6709 659. Ragazzi, avete un'occasione bellissima di dire la vostra. Anche tu, ascoltatore casuale, ti vedo, vedo tutto da quassù. Ti sei per caso sintonizzato su Radio Libertà questa mattina? Chissà su quale piattaforma, e ti stai chiedendo: ma chi è quello lì? Come la canzone di Mina. Io sono Sammy Varin, faccio radio da quasi 50 anni. Mi hanno messo qui a condurre una rassegna stampa, io non sono capace. Allora la faccio in modo come non lo ha mai fatto nessuno. Una rassegna stampa free, leggera, divulgativa, che cerca di avvicinare la gente alle notizie e non gliele mette lì imponendole. Io non impongo niente a nessuno, anzi potete fare le vostre richieste, non musicali ma appunto di quotidiani, scrivendomi al 340 6709 659. Che video ha visto Gramellini? Quelli trasmessi dai TG sono confusi, non si capisce chi ha sparato. La sequenza più lunga è il SUV che va a sbattere su un'auto parcheggiata. Boh. Te l'ho detto, ce n'è più di uno di video. Ora saltano fuori altri carcerati italiani in Venezuela, ma interessa solo Trentin. Perché? Si sa il motivo per cui erano in carcere e in Venezuela? Ancora ci scrive Marco. Salve Varin, ma come fa a discutere l'omicidio della donna a Minneapolis? Si vede chiaramente che il poliziotto assassino ha sparato a sangue freddo, forse sapendo di essere coperto da Trump e dalla destra americana. L'anno comincia bene, ci scrive Francesco. Beh, chiaro che noi propendiamo sul fatto che anche i nostri poliziotti possano finalmente sparare. Ehi pistolero, ehi gringo, quanti ne ha ammazzati oggi? Buongiorno Sammy, grande Claudio Borghi, e speriamo che nessuno della Lega molli su questo argomento, molli con la Y, su questo argomento della sicurezza. È inutile comprare il patrio dell'America, comprare il patrio dall'America per darli al nano vestito di nero. Oh mamma mia, come parla difficile questo! Ha già rubato abbastanza. Un abbraccio Alberto, e poi cercherò, farò un'esegesi del tuo messaggio. Scusami Sammy, mi farebbe piacere che tu non dicessi più la verità sta nel mezzo, perché secondo il mio modesto parere non è vero! La politica indica quale ideali vuoi perseguire. A Bergamo si dice o de che o de là. La perfezione non esiste, ma sapere cosa si vuole è un obbligo personale. Grazie a questo ascoltatore, non lo dirò più, te lo prometto. Come no. Gomblottista Padano ci scrive: la sinistra schiumerebbe dalla rabbia a rivedere Salvini all'interno dopo il tentativo di mandarlo in galera. Ma davvero ragazzi, mamma mia, che idea, quale idea? Salvini che torna all'interno, dai. Io non vedo l'ora che Salvini torna al Ministero dell'Interno, ma se dobbiamo aspettare che il ponte sullo stretto sia iniziato, ma io parlavo di ponti in generale, capito? Aspetta e spera. I sinistroidi, compresi i loro giudici, faranno di tutto per mettersi di traverso, e già lo stanno facendo. Siamo in Italia e purtroppo per risolvere il problema della remigrazione dovremmo caricarli tutti su un cargo e scaricarli al loro paese, altro che centri di raccolta rifiuti. Caro Dani, cara Dani, io mi ricordo ai tempi di Maroni che menate ci avevano fatto perché ne avevamo caricati troppi sull'aereo, ma troppi, tipo 4, 5, 6 insieme, perché sai, ognuno di quelli espulsi deve avere un tot numero di poliziotti, anche per quello che non ce la si fa a rimandarli indietro, l'è un casino. Fatto sta, mi ricordo le menate che ci aveva fatto la sinistra. Sì, Salvini all'interno, vedi, li ho risvegliati tutti. C'è anche un messaggio audio, senti sul cursore. Sveglia. E in Polonia si può uscire tranquillamente alla sera, ecco, senza avere nessun pericolo. Sì, già. Un mio amico ha preferito, essendo figlio di una polacca, che però vive in Italia, ha preferito fare le vacanze in Polonia che farle qui a Reggio. Perché là dice: guarda, là non c'è nessun pericolo, vai dove vuoi la sera, se vai a prenderti il caffè,
per la passeggiata, non c'è nessun pericolo, tranquillo. Solo qui in Italia è uno schifo del genere, con sti Maranza, qui Cospa, bisogna menarli, non quando si prendono, non scrivergli, fare il verbale, menarli. Vedi, e poi subito la sinistra sarà lì a dire: ecco, vedete, fanno come in America, lice, ICE, quella polizia cattiva, anti-immigrati, eccetera. No, menarli no, però far rispettare le regole con la famosa remigrazione. C'è un pacchetto bello bello della Lega che ci aspetta. È chiaro che appena lo presenteremo, stracciamento di vesti anche all'interno del centrodestra. Giuro, vedrai se non ci sarà qualcuno che se ne straccia le vesti. Beh, chiaro, ragazzi, li vogliamo rimandare al loro paese. Chi si macchia di gravi reati qui non ci deve stare, e deve essere una cosa certa, sicura, e soprattutto se fai un reato bisogna scriverlo nel casellario giudiziario. No, mi ero dimenticato, capito? Perché hanno tanto da lavorare questi della giustizia, porca paletta. Dai, fammi ritornare, lo so, ci sono tanti messaggi, state lì, mi dovete ascoltare fino a mezzogiorno. Dove cacchio volete andare? State qua che ve li leggo nel corso della mattinata. Aspetta un attimo, sono ancora sul Corriere, non mi passa più, non vado più a casa, però il paginone bellissimo quest'oggi, che appunto che vi consiglio, comunque c'è anche su altri giornaloni, è la pagina 15 con il retroscena che parla appunto della trincea della Lega sul decreto per Kiev. Insomma, praticamente quindi c'è Crosetto che vorrebbe mandarli in guerra i nostri soldati, la Lega che dice no, stiano qui a controllare piazze e strade. Dietro a queste schermaglie però si nasconde altro, visti i venti di guerra che attraversano l'Europa, ovvero il sostegno militare all'Ucraina, arrivato anche per il 2026 dopo un lungo balletto lessicale all'interno del governo proprio sull'aggettivo militare. Giovedì prossimo il ministro Crosetto, con l'elmetto, sarà alla Camera per le comunicazioni su questo decreto. Al termine degli interventi ci sarà una risoluzione con voto. Ecco i primi segnali di insofferenza della Lega. Potrebbero arrivare proprio in questa occasione. È il fantasma che aleggia all'interno della maggioranza. Nessuno dentro Fratelli d'Italia o Forza Italia pensa che il Carroccio possa votare contro, ma anche solo astenersi dopo aver ascoltato il ministro della Difesa sarebbe la scintilla di una crisi di governo. Lo so che questo vi ha fatto aguzzare subito le antenne. Vi piacerebbe, amici piddini, che la Lega uscisse dal governo e subito ci entra qualcun altro? PD no, però sono certo ci sarebbe qualcuno pronto, i volenterosi, chiamiamoli così. Però, come insegna la grammatica parlamentare, scrive ancora il Corriere, esistono vie di mezzo. Come? La verità sta nel mezzo? Lo scrive anche il Corriere? No! Quali? Ad esempio, l'assenza delle truppe leghiste, o comunque una scarsa rappresentanza giovedì prossimo in aula, il più classico dei segnali politici. La vicenda è tutta interna alla Lega ed è ancora più complessa perché Salvini è costretto a mediare tra due posizioni. Da una parte c'è il vincolo con Giorgia Meloni, seppure con le rispettive differenze politiche, dall'altra c'è l'attivismo del suo vice, Roberto Vannacci, che lo scorso dicembre, durante l'approvazione della manovra, è stato avvistato alla Camera, vedo Vannacci ovunque, per una serie di incontri con i parlamentari leghisti e non solo. Ha visto anche l'ex di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Sempre l'ex generale Vannacci si è schierato per il no al decreto, quello appunto per dare soldi e armi all'Ucraina. Essendo un europarlamentare, l'uscita è sembrata strana. Infatti c'è chi pensa che al di là di Borghi ci potrebbero essere in sede di conversione del provvedimento altri rifiuti, come quello del delegato d'aula Edoardo Ziello, di Rossano Sasso e di altri. L'ombra di Vannacci e dei suoi nuovi fedelissimi
può creare scompigli nella Lega e stressare la maggioranza? Cicapeo, Vannacci, Cicapeo. Giovedì in aula ci sarà la prima risposta. Attenzione alle defezioni, scrive il Corriere in questo retroscena, e noi chiaramente vi invitiamo a schiacciare il tastino condividi se mi state seguendo su Facebook o su YouTube e di spedire questa rassegna stampa a mamma, tua sorella, tua zia, tua nonna, fratelli, amici, perché sto dicendo cosettine belle e potenti. Tanto, se non bastasse questo, vado ancora avanti a pagina 23 del Corriere, oltre alle menate sulla Puglia, la convivenza dei due papi, l'era senza fine de caro Emiliano, uno è governatore adesso e l'altro sarà assessore, tante liti, ma il tandem dura da 20 anni, se siete pugliesi, lo so, queste cose vi interessano, ma anche la campagna, il divieto di donne ai vertici, roba potente ragazzi, se mi ascoltate dalla campagna è roba vostra. Ma c'è la nota di Massimo Franco e siccome io voglio darvi un'informazione potente, voi quando uscite da qui dovete sapere tutto quello che riguarda i principi fondamentali del perfetto leghista. Sto scherzando, naturalmente non si parla solo di Lega, ma diciamo di un certo pensiero che molti hanno, partendo dalla sicurezza, ma partendo dalla nostra terra, la difesa del nostro territorio, la nostra agricoltura. Oggi i trattori invaderanno Milano e non per fare una gita. L'avvertimento della Lega agli alleati sull'Ucraina e la nota di Massimo Franco oggi sul Corriere. C'è da chiedersi come mai la Lega tenga a ribadire il proprio no a un'ipotesi di invio di soldati italiani in Ucraina e perché aggiunga la postilla che la posizione peraltro è ampiamente condivisa. Sembra quasi un altolà preventivo al resto del governo. In apparenza superfluo perché la premier Giorgia Meloni ha dichiarato ripetutamente, con lei vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che non ci sarà presenza militare italiana, nemmeno per garantire la tenuta di una tregua tuttora da costruire. Una presa di posizione così netta non può essere separata dalle critiche che il partito di Salvini indirizza al suo ministro dell'economia Giorgetti e dalle minacce finora senza seguito di far vacillare la maggioranza in caso di un rinnovato impegno in aiuti militari. Lo scontro a distanza con il ministro della difesa Crosetto di Fratelli d'Italia è sempre più vistoso e Giorgetti si trova in mezzo a questo fuoco amico. L'ipotesi di programmare investimenti per il riarmo, come fa tutta l'Europa per compensare lo smarcamento degli USA, è obbligata, ma si tratta di una prospettiva considerata inaccettabile dall'ala dura del Carroccio e da tutti voi ascoltatori, mica tutti della Lega, al punto che il ministro leghista dell'economia è costretto a precisare, l'ho fatto ieri, che quei fondi, se ci saranno, non saranno tolti alla spesa sociale, ma richiederanno uno scostamento nel bilancio, che andrà comunque votato, aggiungo io. Sono tensioni che le opposizioni usano per chiedere chi guidi ha capito? È chiarissimo. Sono tensioni che le opposizioni usano per chiedere chi guidi la politica estera. È un italiano un po' correggiuto, però voi avete capito, vero? Io no. E rinfocolano i sospetti verso un leghismo incline ad amalgamare anti-europeismo e indulgenza verso la Russia. Mi sto grattando, in questo, in compagnia dei 5 Stelle, che ieri ha definito follia le spese per aumentare le difese militari. Torniamo a darci i bacetti coi 5 Stelle? Beh, avete tirato fuori la lingua, lo so. Quando le fonti del partito di governo fanno sapere che il no è ampiamente condiviso, preparano la trincea parlamentare per resistere a qualunque ripensamento dentro la coalizione di destra. Forse perché si rendono conto che di fronte alla disponibilità di Francia e Gran Bretagna, uniche potenze nucleari europee, Spagna e forse altri a mandare un contingente in Ucraina se c'è cessate fuoco, la posizione dell'Italia diventerebbe più complicata.
Ma si fa notare che il nostro paese ha propri militari in diverse regioni di conflitto, con ruoli diversi però. Si tratta di soldati chiamati a garantire il mantenimento della pace o l'addestramento, sì, quelli che poi scappano nel bunker quando sentono boom. Una presenza al confine tra Ucraina e Russia invece preoccupa per la difficoltà di intravedere una tregua duratura, soprattutto se manca il sostegno militare e dei servizi di sicurezza statunitensi. In realtà la cautela della Premier si deve al timore che il dispiegamento di forze previsto dai cosiddetti volenterosi inneschi quasi per inerzia un conflitto, uno scenario che si scaricherebbe in modo traumatico sul governo, eppure la situazione potrebbe evolversi in modo imprevedibile. Sì, un po' sconnesso, devo dire. Voi darete la colpa a me, ma è la nota di Massimo Franco e oggi è venuta così. Giro di nuovo la pagina, signori, ed eccolo qua sul Corriere, ma anche su altri quotidiani, ma il Corriere è quello che ne parla più approfonditamente. Lo avete richiesto, signori, eccolo qua! Sul piatto numero 2, l'ultimo mix di Piantedosi, pagina 27 del Corriere. Piantedosi all'opposizione. Scoprite solo ora la sicurezza. Il ministro, l'arresto di Hannun ha squarciato il velo sui Propal. Renzi che dice tutti slogan. Reati giù del 3,5% in un anno, sbarchi più che dimezzati rispetto al 2023, 39.000 nuove assunzioni tra le forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto con questi dati alle interrogazioni parlamentari di ieri al Senato, che vi proporremo in questi giorni. Il ministro ha difeso l'operato del governo e ha smentito che l'esecutivo non abbia, come sostiene l'opposizione, una visione d'insieme sulle politiche di sicurezza. Sì, siamo solo noi che ci pensiamo, dici. L'efficacia di queste politiche ha scandito è un incentivo a proseguire con ulteriori prossime iniziative su cui confido che ci sia sostegno anche degli interroganti, ha detto Piantedosi, rivolgendosi a Matteo Renzi, promotore del question time. Il governo ha fallito, vi riempite solo la bocca di slogan, ha replicato il leader di Italia Viva, mentre per i senatori del PD, Giorgis e Valenti, i cittadini non sono affatto più sicuri perché inasprire le pene e aumentare i reati sono una ricetta a costo zero che parla alla pancia degli elettori ma non risolve i problemi. E poi va avanti bla bla bla. Chiaramente, signori, voi che richiedevate ieri Piantedosi non potete non andare a leggere oggi almeno un quotidiano dove c'è il vostro Piantedosi. Ordini ignorati e ricorsi, gli ostacoli per rimpatriare chi ha commesso reati. Già Rinaldo Frignani ne parla sempre nello stesso paginone sul Corriere. I dati del governo, le espulsioni in aumento del 12%, 55% l'aumento dei rimpatri forzati di clandestini sul territorio nazionale tra il 2022 e il 2025. L'anno scorso i provvedimenti sono stati quasi 7.000, in crescita rispetto ai 5.514 del 2024. 66.000 gli immigrati sbarcati in Italia nel 2025, risulta sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. 35% la riduzione dei reati nel 2025, gli stupri sono calati del 7,5%, i furti del 6%, maltrattamenti in famiglia meno 8%, le estorsioni meno 5%, le rapine 4,5%, prostituzione 9%, ma allora va tutto bene. Ma siamo qui a fare un nuovo decreto sicurezza, ma dai, per favore. Scherzi, sto scherzando, lo sapete, è una rassegna un po' spirituosa nella mia, però oggi si parla sul Corriere non soltanto anche del fatto che ci sono ordini ignorati e ricorsi, e sono questi, soprattutto chiaramente i magistrati non c'entrano assolutamente nulla, per cui non si riesce a rimpatriare chi ha commesso i reati. Naturalmente vi attendo al varco 340 6709 659. Chiudo col Corriere con la pagina 33, la posta di Aldo Cazzullo, il dolore per Cras Montanà e la follia di una notte a Napoli, si intitola la sua pagina di posta, con il signor Giorgio Crippa di Monza che scrive: caro Aldo, fatico a trattenere le lacrime leggendo le notizie
di questa tragedia, quella di Crans Montana. Se il biglietto da visita del 2027 è un massacro di ragazzi, allora non voglio vivere un altro anno che ha tutto il terribile sapore di quello appena terminato. Voglia di vivere saltami addosso questo aspirante suicida, e Pietro Marino gli fa coda dicendo: come ogni anno il pronto soccorso dei nostri ospedali si è affollato di feriti e mutilati a causa dei botti, il giovane romano che a Napoli ha perso 3 dita e poi, una volta medicato, è tornato in strada a festeggiare e si è ritrovato con ferite gravi a un occhio, sempre per colpa dei petardi, è stato il massimo. Ma perché non si aboliscono questi fuochi? E infatti adesso si comincia a parlare seriamente dell'abolizione anche di queste stelline che si mettono sulla torta dei bambini, e ci sono i LED così belli, usiamo i LED, dico io. Li usiamo da decenni questi affari, non hanno mai fatto male, non così tanto, insomma. Chiaro, se ci metti l'occhio dentro sai com'è, fanno scintille ad altissimo calore, quindi se ci metti qualcosa vicino brucia. Chiaro che uno pensa che non ci sono imbecilli che li vanno a mettere sul soffitto che può prendere fuoco. Ma questa era una cosa a quanto pare consolidata da certe parti. Basta, mollo via il Corriere, signori, via, però ho voluto farvi capire, insomma, che c'è una bella informazione anche sui giornaloni che riguarda Lega, governo, ma adesso andiamo su giornali meno importanti, meno giornaloni, partendo dal Fatto Quotidiano, che mette subito, te la spiattella lì la notizia: si vota il 22-23 marzo. Per cosa? Per il referendum, quello sulla giustizia, per rompere un po' le balle a certi magistrati, d'accordo? Il governo forza senza aspettare le firme, così come per dire che è già sicuro che ci sarà questo referendum. Sì, certo, 22-23 marzo, ma è pronto il ricorso, ok? Sì, perché vuoi mettere adesso c'è il no che sta andando alla grande, sicuramente. Questa è la notizia, ci basta e ci avanza, ma io volo velocemente. Tu dici vado su Repubblica, no, ma col cavolo, ma neanche per sogno. Guarda, non c'ho che l'imbarazzo della scelta, ti porto sulla Verità. Ok? Così faccio contenti, lo so, molti dei nostri ascoltatori che sono fan della Verità e soprattutto di un certo Borgonovo, che è tornato in onda su Radio Libertà il martedì e il giovedì alle ore 13, ma poi lo sentite in tante repliche durante il giorno e la notte, ma lo potete riascoltare anche sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Si chiama La Cittadella, la nuova trasmissione del vice direttore del quotidiano La Verità, che oggi parte con il calvario del militare condannato per aver difeso un collega. Ne abbiamo parlato anche sui social. Se cercate Radio Libertà su Instagram, ad esempio, ci sono notizie che vi fanno incazzare non poco, proprio quelle diramate dal sottoscritto, che poi vanno in un'apposita sezione anche del sito di Radio Libertà, i giornali secondo Sammy Varin, costretto a dare 6 anni di stipendio ai parenti del criminale clandestino. Al vice brigadiere negate anche le attenuanti generiche. In sede penale, oltre ai 36 mesi di carcere per aver ucciso l'aggressore, cioè il militare che ha difeso un collega che ha sparato per difenderlo e ha ucciso il povero aggressore, gli è stato inflitto pure l'obbligo di risarcire 125.000 euro ai parenti del tizio che lo aveva aggredito. Ma il processo civile potrebbe aumentare ancora la cifra fino a 1 milione, signori. Aiutiamo il carabiniere. La Verità apre una sottoscrizione e versa i primi 5.000 euro. Bellissima idea, dare una mano a questo militare condannato per aver difeso un collega sparando a chi praticamente lo stava per far fuori. Ci fermiamo, c'è la pausa, ragazzi, ma oggi La Verità è potentissima. Restate lì ad ascoltare Radio Libertà e intanto vi sentite tra poco la nuova stella di Broadway. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Soffiano venti di libeccio sull'Italia, con le piogge che interessano in particolare il versante tirrenico del paese. Nella prima parte della giornata nubi irregolari si formeranno e localmente potranno risultare anche compatte, precipitazioni in genere deboli sulle regioni tirreniche. Durante le ore pomeridiane altre piogge interesseranno principalmente il settore tirrenico, nonché gli Appennini centro-meridionali con neve a quote medio-alte. Ventoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava a Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Rogers, fulmini assai e lassù nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... Particolarissima versione di una canzone per molti storica, Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Lei è Mavi,
chiaro, è un'altra storia, ragazzi, è stata rielaborata. Lei è una giovane artista prodotta da Daniele Piovani, è un produttore che stiamo seguendo e lui segue tantissimi giovani e giovanissimi, li porta a incidere canzoni molto personali. E sta uscendo, anzi è uscito proprio quest'oggi, un singolo molto molto particolare di un artista che conoscete sicuramente, si chiama Repetto, è certo, è l'altra metà degli 883, proprio oggi esce la sua nuova canzone che porterà anche in teatro e ve lo dico dopo, ma non c'entra niente con questa, sì, produttore dice lo stesso. Fatto sta, Daniele Piovani ha rivitalizzato questo brano con un nuovo arrangiamento, con un video fortemente emotivo e raffinato, andatevela a cercare, Mavi, la nuova stella di Broadway. Intanto il buongiorno rinnovato, certo, c'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà, mi richiedono l'eco di Bergamo, vedi, sono le richieste musicali, Giovanna, buongiorno, ma certo, non musicali, ma richiedete un quotidiano e io vi leggo la prima pagina dell'eco di Bergamo. Non piove da 49 giorni, scrive l'Eco di Bergamo, e attenzione perché oggi su Milano, e non so dalle vostre parti, sta scendendo qualche cosa che più che pioggia sembra neve, guasti e gelo, caos treni, ma in centropagina sull'Eco di Bergamo di quest'oggi c'è dal Ministero brusca frenata alla Bergamo-Treviglio, tra i chiarimenti chiesti anche uno studio del traffico più approfondito, incendio a Romano, 20 fuori casa, le mostre mercato, l'arte arriva in fiera riunendo antico e contemporaneo, i senza tetto, dormitori strapieni, c'è chi resta in strada, giorni difficili, questo ed altro. Sull'Eco di Bergamo la nostra ascoltatrice bergamasca ci chiede anche il Matteo Tiraboschi, che salutiamo, tenore padano che abbiamo tante di quelle volte portato anche sul palco del grande evento annuale della Lega, la Pontida. E che cavolo, l'ho presentato una volta anche io con quasi 100.000 persone che ci applaudivano. Che storiazze! Dai, rituffiamoci sui giornaloni, anche perché c'è da lavorare. E lo so che poi dite, le linee perché non le apri subito? Perché non ce la faccio fisicamente, altrimenti mi dicono, ma Sammy, ma ti pagano profumatamente, per fare che cosa? Per fare la rassegna stampa. E allora ritorno sul quotidiano La Verità, perché vi dicevo, è bello tosto e secondo me va anche meglio del Corriere. Poi chiaro, meno pagine, non può dedicare paginoni a Piantedosi, a quello che ha detto Giorgetti, soprattutto alla polemica della Lega sulle armi e sui soldi all'Ucraina. Solo la Lega sta rompendo le balle al governo. Ragazzi di destra presi a sprangate. Per il PD il problema sono i saluti romani. Così titola Francesco Borgonovo oggi sulla Verità. Ma anche questo, senti qua, l'Europa ci chiede di fare debiti per la sua smania di riarmo. Giorgetti che dice serve lo scostamento di bilancio per gli europrestiti. Il capo del MEF, dopo una manovra monacale, getta il velo sui costi del riarmo. Occorrerà, dice, più deficit, cioè più debito, anche se slegato dal patto di stabilità. Le spese sociali, promette Giancarlo Giorgetti, non saranno toccate, ma tutto andrà votato in aula. Lega e 5 Stelle ribollono. Il PD tace imbarazzato. Potentissima La Verità con Gianluigi Paragone che scrive: l'Unione Europea scopre la Groenlandia solo perché la vuole Trump. L'isola uscì dalla CE nel 1985, poi è stata dimenticata per 40 anni. E ancora un altro riquadro in prima pagina, Francia e Irlanda votano no e noi... Si parla di Mercosur, trattori scatenati contro Ursula in mezzo continente e oggi arrivano a Milano. Mentre Ursula von der Leyen spinge per chiudere l'accordo con Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, le nazioni da cui arriveranno schifezze immonde a costi bassissimi, Francia
blocco di Visegrad e Irlanda minacciano il veto sul famoso Mercosur. In Italia Lollobrigida condiziona il sì alla clausola di reciprocità. Coldiretti avverte no a prodotti esteri con sostanze da noi vietate. E questo è anche il vostro parere ed è il nostro che vi diciamo da mesi. All'interno della Verità, militare condannato dovrà sganciare 125.000 euro ai parenti del criminale, oltre ai 3 anni di carcere per il carabiniere che nel 2020 uccise un clandestino siriano per salvare il collega. Spunta pure una dura provvisionale, 125.000 euro da pagare ai parenti del criminale. E come varie storie che sono accadute per cui bisogna risarcire i parenti del ladro che avete fatto fuori, ragazzi. Solo in Italia queste cose qua. L'amarezza del vicebrigadiere, negate anche le attenuanti generiche. Patrizia Floderreiter, non mi hanno nemmeno concesso le attenuanti generiche, ha sussurrato ai suoi legali il vicebrigadiere Emanuele Maroccella dopo aver appreso dalla lettura del dispositivo che il giudice Politi della sezione 10ª del Tribunale di Roma l'ha condannato in primo grado a 3 anni di reclusione, inasprendo la pena a 2 anni e 6 mesi chiesta dalla procura, imponendo inoltre il pagamento immediato di una provvisionale di 125.000 euro a un carabiniere che dovrebbe lavorare 6 anni per liquidare le parti civili, parenti del pregiudicato morto. Qua mi fermo, ma il quotidiano La Verità lancia questa sottoscrizione in favore del militare ingiustamente condannato e offre a tutti i lettori la possibilità di far sentire la propria vicinanza concreta a Emanuele Maroccella. Oggi da comprare il quotidiano La Verità, proprio perché se avete qualche euro potete dare veramente una mano a questo militare che praticamente ci metterà tutta la vita per risarcire i parenti di colui che stava per ammazzare qualcuno e tu l'hai difeso. Capisci che questo è un invito, altro che carabiniere spara, ma non sparerà più nessuno, si gireranno dall'altra parte. Tunisino molesta disabile in treno, ragazzi, sta girando anche questo su internet. Io pensavo fosse una fake, una roba esagerata, sì, la Lega come al solito. Immigrato fermato dai passeggeri e arrestato su un treno regionale per Modena. L'uomo, 39 anni, che schifo, strofinava il pene sul braccio della ragazza disabile. Convoglio costretto a fermarsi. Una segnalazione partita dalla vittima, l'interruzione della corsa, l'intervento dei passeggeri prima ancora delle forze dell'ordine. Ma cosa gli facciamo a questo tunisino? Non posso dirlo. Non posso dirlo. Questa è la sequenza che emerge dall'episodio avvenuto nella tarda serata del 3 gennaio su un regionale diretto da Modena a Castelfranco Emilia, ragazzi. Non in piena Africa, ma quasi, conclusosi con l'arresto di un uomo di 39 anni di origine tunisina, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza disabile. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Castelfranco, intervenuti dopo che alcuni viaggiatori avevano trattenuto l'aggressore impedendogli di allontanarsi. L'arresto è avvenuto in quasi flagranza di reato, è stato successivamente convalidato dal GIP, bla 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 bla. Secondo quanto ricostruito, l'episodio ha avuto origine già all'interno della stazione ferroviaria. Qui il 39enne avrebbe seguito la giovane vittima costretta su una sedia a rotelle e l'amica che l'accompagnava, rivolgendo alla ragazza apprezzamenti insistenti e attenzioni di chiaro contenuto sessuale. Una condotta che, stando agli atti, si è protratta per diversi minuti, nonostante il tentativo delle due giovani di allontanarsi. La situazione è degenerata al momento dell'accesso al treno regionale in partenza verso Castelfranco. L'uomo avrebbe cercato di ostacolare la salita delle ragazze a bordo del convoglio, arrivando a frapporsi fisicamente. Solo l'intervento di un altro passeggero ha permesso alla giovane di salire sul treno, evitando che l'episodio assumesse contorni ancora più gravi in stazione. Ma una volta a bordo, la violenza non si è interrotta.
Durante il viaggio l'uomo ha continuato a molestare la vittima strofinando più volte il proprio organo genitale sul braccio della ragazza. Secondo la ricostruzione si tratterebbe di atti ripetuti consumati in un contesto chiuso e affollato, aggravati dalla condizione di disabilità della persona offesa e dall'impossibilità di sottrarsi autonomamente all'aggressore. Non voglio aggiungere altro, signori. Lo sapete, la Lega propone la castrazione chimica e la sinistra, e non solo quella, non è d'accordo, dice esagerati. Che cosa gli fareste a questo tunisino? 340 6709 659. E nella pagina successiva La Verità dice giustamente: ora basta, va cambiato il sistema giudiziario. Eh sì, perché ora il PD sta girando la frittata e dice la colpa è del governo, la colpa è della Lega, non state facendo niente. Matteo Renzi attacca il ministro Piantedosi pensando di cavalcare il tema dell'insicurezza, ma il titolare del Viminale dimostra numeri alla mano che con la destra al governo il contrasto ai reati aumenta. Sono i magistrati che rimettono in circolo i criminali. Maurizio Belpietro, paginone quest'oggi sul quotidiano La Verità, mentre il Duomo di Carrara chiude per troppi furti. 5 in 4 mesi. L'ultimo episodio all'Epifania, portati via manufatti in argento e ostie. Il Duomo di Carrara chiude per troppi furti. Clandestino senegalese introvabile, libero grazie a cavilli processuali. Ragazzi, lo so, vi sto facendo andare di traverso la colazione, ma che cavolo devo farci? Succede tutto qua, mi chiedo io. La sinistra usa il caso di Hassan Diab per attaccare l'esecutivo, ma si fa un autogol. Altro articolone oggi sul quotidiano La Verità, che vi invito a non comprare, ragazzi, perché state male. State male. La Verità ci mette la verità proprio qua sul nostro tavolo della colazione, mentre l'omicida di Aurora è un pregiudicato, ma nel casellario risulta incensurato. Poverini, non hanno avuto tempo di inserire il reato nel casellario e risultava che non aveva mai fatto niente. Surreale interrogatorio del peruviano accusato di aver abusato e poi ammazzato la 19enne a Milano. L'ho strangolata, non sapevo di averla fatta fuori, pensavo fosse in dormiveglia. Il giallo dei precedenti spariti. Signori, espulsione, deportazione, remigrazione, chiamatela come preferite, dipendentemente se siete fascisti, comunisti, leghisti, celoduristi o se della politica non ve ne fotte niente, ma avete paura a far andare vostra nipote in centro Milano, signori. In basso, arrestato l'uomo della Porsche Killer. Franco Vachina guidava il bolide che travolse e uccise Matilde Baldi sulla 33. Stava facendo una gara a 212 all'ora con un'altra auto e poi ha tentato pure di inquinare le prove. Sempre schifo, sempre schifo. Tanto per non fermare lo schifo, sindaco musulmano e canto del muezzin. Allah! Devi ringrazia il Barin, caro regista Simone, che vieni qui in Bellerio a farmi regia, perché se ti andava male arrivavi da altre parti dove a quest'ora senti Allah, il muezzin ti teneva compagnia, e a New York succede così. New York è il futuro dell'Occidente vinto. Il centro di Manhattan sembra ormai una città medio orientale. L'Islam vuole uscire dalla sfera privata, i cristiani si nascondono, proprio come stiamo cominciando a fare anche noi in Italia con i nostri presepi, con la nostra religione. Maddalena Loi oggi a pagina 6 della Verità. Ragazzi, non comprate La Verità perché oggi veramente c'è da incazzarsi. L'associazione di Annun si fa pure la pagina Instagram. Oh, non vedo l'ora di seguirlo. Pagina 7, La Verità. Il saluto romano indigna, la spranga rossa no.
Altra polemica, 4 ragazzi di Gioventù Nazionale, l'avete visto il video? Sono stati assaliti da un gruppo di antifascisti, ma la sinistra politica per lo più tace o punta il dito contro le braccia tese di H. Larenzia. Chiedono sempre alla Meloni di rispondere della matrice. Adesso riconoscano la loro. Giorgetti toglie il velo sul riarmo, servirà lo scostamento di bilancio. L'avviso del ministro in vista dei 23 miliardi di esborsi in parte legati al prestito safe, ma la spesa sociale non verrà toccata. Il nuovo indebitamento andrà votato in aula. Lega e 5 Stelle ribollono, il PD tace imbarazzato. Nino Sunseri, un altro paginone interessante sul quotidiano La Verità. Ultima segnalazione, l'Europa adesso si indigna per la Groenlandia, ma non l'aveva mai filata. Anche qui Gianluigi Paragone la racconta giusta. Già nell'85 gli Inuit mollarono l'Unione Europea. A Bruxelles non importò di perdere una terra strategica che alla fine l'America otterrà. Staremo a vedere, poi se la paga sicuramente. Ci sono altre 2 segnalazioni importanti effettivamente sulla Verità, e allora vi prometto ci ritorno tra pochissimo. Il tempo del Qui Parlamento, torniamo a vedere cos'è successo effettivamente nelle scorse ore in Senato con Tilde Minasi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Oggi siamo chiamati a decidere sulla conversione di un decreto legge molto atteso, ma nello stesso tempo anche molto delicato, in quanto tocca 2 nervi scoperti del dibattito politico italiano, e cioè la politica industriale e la transizione energetica, intervenendo sia appunto per accelerare la transizione ecologica e digitale del nostro Paese, con particolare attenzione alle tecnologie innovative e sostenibili, sia per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee all'installazione degli impianti e quindi supportare uno sviluppo del settore che sia in equilibrio e con l'ambiente e con il territorio. Per troppo tempo invece su questi temi, d'altronde come su tanti altri, abbiamo assistito a slogan, annunci e sterile ideologia, mentre mancavano di fatto regole certe per le imprese e per il rispetto dei territori. Oggi invece questo provvedimento mette ordine, chiarisce e soprattutto responsabilizza, ed è forse per questo che dall'opposizione oggi abbiamo assistito alle solite contestazioni. Ma questo decreto segna più che mai la differenza proprio tra chi governa e chi si limita a protestare. Ci troviamo sempre di fronte a un'opposizione che purtroppo critica qualunque nostro intervento, ma senza mai proporre alternative credibili. Denuncia il disordine, ma poi critica se ci mettiamo delle regole. Grida agli sprechi di risorse pubbliche, ma poi critica i controlli. Mentre noi invece siamo qui a operare concretamente per dare risposte serie e governare la complessità senza limitarci a semplificarla a colpi di propaganda. Anzi, sono molto fiera di poter dire che questo decreto rappresenta un punto di equilibrio concreto tra sviluppo economico e tutela del territorio e buon uso delle risorse pubbliche, e di poter rivendicare il contributo determinante che la Lega ha dato anche all'impostazione di questo provvedimento. La nuova normativa infatti consente di evitare procedure incerte, sovrapposizione di incentivi, il rischio di bloccare le risorse senza generare vera innovazione. Infatti introduce scadenze certe, rafforza la vigilanza, tutela le realtà serie in modo che le risorse poi non siano bloccate da chi invece gioca sulle procedure. E non è vero che si penalizzano le imprese come si sta tentando di far credere. Innanzitutto viene introdotta appunto una clausola di salvaguardia che consente di evitare per i progetti già in fase avanzata blocchi burocratici o di altro tipo che danneggerebbero le imprese. Quindi grazie alla disciplina transitoria si permette
di evitare che siano compromessi la certezza del diritto, la tutela dell'affidamento degli operatori economici e la stabilità degli investimenti, perché nessuna impresa deve essere lasciata indietro per colpa della burocrazia o dell'esaurimento dei fondi, se possiede i requisiti per accedere ad altre misure. D'altra parte è questa la nostra idea di politica industriale, cioè una politica concreta, produttiva e non ideologica. Tutto il resto è propaganda e fa sorridere sentire l'opposizione ergersi oggi a difensore delle imprese. La stessa opposizione che quando governava invece moltiplicava i bonus senza controlli, lasciava norme ambigue nella cui appunto ambiguità poteva inserirsi di tutto e scaricava proprio sulle imprese tutta questa incertezza amministrativa. Oggi noi stiamo pagando anche questa eredità e su cui questo governo sta cercando di rimettere ordine. Il governo ha poi esteso il Golden Power anche alle valutazioni prudenziali delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, nonché in materia di controllo di concentrazione di imprese. E nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo, rinforza i poteri dello Stato che si esprime solo dopo l'espressione delle autorità europee competenti laddove è prevista. Le altre misure che come Lega rivendichiamo con altrettanto orgoglio sono poi quelle sulle energie rinnovabili. Proprio noi abbiamo denunciato per anni una transizione ecologica calata dall'alto, ostile all'agricoltura, lontana dai territori e dalle persone. Oggi questa stagione è finita. Il decreto infatti dice una cosa chiara: le rinnovabili si fanno, ma non a qualsiasi costo. Per anni la sinistra invece ha raccontato le rinnovabili come una corsa senza regole, pannelli e pale ovunque, senza ascoltare i territori o distinguere, come per esempio tra aree industriali e suolo agricolo, o men che meno preoccuparsi del passaggio e del paesaggio e dell'impatto sociale. E il risultato sono stati ricorsi, blocchi amministrativi, investimenti fermi e territori ed economia spesso devastati. La Lega invece, insieme alla maggioranza, anche qui è riuscita ad affermare una linea di buon senso. Stop al consumo indiscriminato di suolo agricolo, ma sì all'agrivoltaico vero, non a quello che nasconde solo speculazione, tutela esplicita poi di paesaggio, beni culturali, siti UNESCO, aree protette e priorità assoluta alle aree già compromesse. E ancora tutela del mondo agricolo per dire no alla trasformazione delle campagne in distese industriali e mettere un limite chiaro allo sfruttamento del suolo. È proprio qui che si misura la differenza tra una transizione energetica ideologica e una transizione energetica governata. Quindi mi chiedo a favore di cosa l'opposizione protesta: di un modello che fino ad oggi ha prodotto ricorsi, blocchi, senza produrre benefici reali per la collettività. Abbiamo visto che a parole questa opposizione difende l'ambiente, ma nei fatti difende un modello predatorio dove il territorio è solo una superficie da occupare. Noi invece difendiamo un modello che produce investimenti, lavoro, ma al tempo stesso protezione dei territori, esattamente come quando contrastavamo con forza e fin da subito e sempre da soli l'illogica e inutile decisione europea sui motori a benzina e diesel, sulla quale la stessa Unione Europea oggi ha fatto un passo indietro. Altro punto fortemente voluto dalla Lega è quello relativo al ruolo delle regioni, in linea con ciò in cui noi crediamo fermamente, cioè l'autonomia dei territori, che devono diventare responsabili ma anche protagonisti delle scelte e decisori in tema di aree idonee nel rispetto di criteri chiari. Quindi coinvolgere pienamente nei processi decisionali e anche nelle responsabilità chi poi da quelle scelte deriva dirette conseguenze, effetti positivi e negativi. E questa è la visione della Lega, e devo sottolineare che chi oggi critica questa visione è lo stesso che quando governava decideva tutto da Roma per poi scaricare le colpe sugli enti locali.
Così come è nella nostra visione la semplificazione che introduciamo, che non è una deregulation che smantella le tutele come si vuol far credere, ma piuttosto una semplificazione appunto della burocrazia per togliere l'alibi di una burocrazia farraginosa e frenante, invece facilitare l'iter senza blocchi procedurali o perfino ideologici. Semplificare per noi non vuol dire deregolamentare, ma evitare che procedure infinite e contraddittorie blocchino investimenti strategici senza reali benefici ambientali. Quindi concludo dicendo che lavoro, impresa, territorio, autonomia e buonsenso sono le parole chiave di questo provvedimento, che più che mai parla il nostro linguaggio, dimostrando che la transizione energetica si può fare senza distruggere il paese e che la politica industriale si può fare senza sperperare risorse pubbliche. Quindi l'opposizione certo continuerà a vivere di ideologie e ambiguità, noi continueremo invece a governare facendo scelte, prendendo decisioni e portando risultati concreti. Per queste ragioni non posso che esprimere un convinto sì al decreto a nome di tutto il gruppo Lega che rappresento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sì, piccola Elisa, ti chiedo scusa se il nostro tempo non si è dedicato a salvare anche te. Sì, noi siamo un campo di grano baciato dal sole, ma non ci accorgiamo e bruciamo fino alle lacrime per inseguire la vittoria che poi vittoria non è. Abbiamo corso millenni fino a qui per non saperci difendere da quei nemici invisibili. Tu volevi soltanto correre per inseguire di belle sotto quel cielo di rondini. Sì, piccola Elisa, ti chiedo scusa se in questo tempo non mi sono accorto del vuoto che c'è, ma in mezzo al mondo c'è un silenzio profondo che non ha lottato per te. Sì, noi siamo un campo di grano baciato dal sole, ma non ci accorgiamo e bruciamo fino alle lacrime per inseguire la vittoria che poi vittoria non è. Abbiamo corso millenni fino a qui per non saperci difendere da quei nemici invisibili. Tu volevi soltanto correre per inseguire di belle sotto quel cielo di rondini. Non abbiamo ancora vinto tutto e tu sei l'esempio soprattutto. Oggi che sei una rondine che va verso un'altra primavera, sei luce che illumina la sera.
mi raccontavi le favole. È una canzone importante, l'ultima di Umberto Tozzi, Vento d'aprile, perché gli streaming devoluti alla Fondazione ARC per la ricerca sul cancro devono farvi venire voglia di scaricarla dagli store digitali. E perché? Perché Umberto Tozzi si sta per ritirare dalle scene, almeno così dice, e è uscito questo doppio live d'addio alla scena, disponibile anche in doppio vinile. Umberto Tozzi, indimenticabile artista, ci ha portato a 6 minuti dopo le 9 del mattino. Buongiorno da Semi Varin, ma a quest'ora del venerdì ci colleghiamo con le cose buone e naturali, quelle di Acerbis. Con noi c'è Miriam, buon anno! Buongiorno, buon anno a tutti, a Sammy, a tutti gli ascoltatori della nostra radio, buon anno nuovo e tante cose belle e meravigliose per tutti. Questo Noi siamo curiosi proprio per questo, ci chiediamo. Ma la famiglia Acerbis cosa ci proporrà per questi primi giorni dell'anno? Ci saranno tante belle novità per tutti noi, ma stamattina, visto le temperature di questi giorni, che tanti dicono, oddio, c'è troppo freddo, ragazzi, siamo in gennaio, è normale che faccia freddo, quindi cerchiamo di mantenere le cose anche in un alveo di normalità, però insomma questo freddo è sicuramente nemico delle nostre articolazioni. E quando parliamo di articolazioni ci viene in mente una parola, no? Che è l'artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi non è altro che un processo degenerativo cronico che arriva per tutti. Quando si supera una certa soglia, la soglia dei 40-45 anni, si comincia a sentire un po' di dolori. Quello che prima non ci creava problemi comincia invece adesso a presentarsi sotto forma di doloretto. Ecco che ci fa male il ginocchio se andiamo a giocare a calcetto, ecco che ci fa male l'anca, ci fanno male le spalle, ci fa male la schiena, ci fa male il collo, insomma tutta una serie di dolori che non sono altro che dovuti all'artrosi. Ma che cos'è l'artrosi? L'artrosi è un processo degenerativo cronico che porta le nostre cartilagini ad assottigliarsi. E perché le cartilagini si assottigliano? Innanzitutto le cartilagini sono un rivestimento, un tessuto che si frappone tra le articolazioni. Quando noi siamo giovani, questo tessuto è bello gonfio, bello denso, cicciotto, perché è pieno di collagene. Il processo degenerativo cronico dell'artrosi porta proprio questo cuscinetto ad assottigliarsi. Ecco che le nostre articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Ed ecco che qui arriviamo noi con il nostro fantastico prodotto Ace UC2. Che cos'è UC2? È il collagene nativo non denaturato di tipo 2, ossia quel collagene che va proprio a supporto delle nostre articolazioni. Come agisce UC2 e perché è unico nel suo genere? Perché ha testato un meccanismo di tolleranza orale, ossia quando noi lo ingeriamo questo tipo di collagene non viene intaccato dalla mucosa gastrica e arriva direttamente a fare la sua funzione, quindi andare a ricostruire il tessuto danneggiato. E questo è fondamentale. Ma per fare tutto ciò che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assumere una capsula al giorno di questo fantastico prodotto che contiene UC2 e abbiamo detto di che si tratta. Frassine e boswellia, 2 antinfiammatori e antidolorifici naturali che ci aiutano sul dolore, e poi abbiamo vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3. Ma adesso veniamo all'offerta. Volete provare un trattamento di un mese? 35 euro. Volete provare un trattamento di 2 mesi? 60 euro per voi. Ma i nostri ortopedici consigliano un trattamento di 4 mesi. Perché? Perché se abbiamo superato di qualche annetto i 40 anni, ecco che il nostro corpo ha bisogno di più tempo per rigenerare le fibre di collagene. Quindi, se volete sapere che cosa costa l'offerta di 4 mesi di trattamento, cioè stamattina c'è un prezzo speciale. Dai! Prezzo speciale. Trasporto gratuito e in più io vi do un regalo fantastico, un vasetto di arnia che è un ricostituente naturale a base di polline, di propoli, di pappa reale e di miele, un qualcosa che in questa stagione ci aiuta anche proprio a combattere le infezioni e alza le nostre difese immunitarie.
Per sapere cosa costa questa offerta, cosa dovete fare? Chiamare lo 030 68 40 408 e dire: ho ascoltato Miriam con Sammy. Solo così vi diranno questo prezzo, vi riserveranno trasporto gratuito e anche l'Arnia in omaggio, che una volta che provate questo prodotto voi non lo lascerete più. Chiamatemi allo 030 68 40 408 e così vi spieghiamo tutto, Sammy. Ecco, voi schifezze ambulanti che vi siete alzati stamattina con 1000 doloretti, me compreso. Esatto, uguale. Ci siamo dentro. Grazie davvero, Miriam Acervis. Caro, Buon anno ancora. Venerdì. Ciao. Ecco, ha messo il dito nella piaga. Cosa dobbiamo farci? Sì, i doloretti ci sono, e più di 40 anni pure, quindi silenzio Simone che sei sulla via silenziosa. Ritorniamo in rassegna, signori. Sì, certo, poi lo sapete, sono qui con voi anche dalle 11 a mezzogiorno e quindi leggerò i tantissimi messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659 e aprirò anche le linee. Prima però, a pagina 18 della Verità, una notizia che mette solo in pagina la verità e che non è bella, soprattutto per chi sta pensando di prenotare le vacanze proprio in questi giorni. Pagina 18, col Green andare in Sardegna costa il triplo. Speriamo che sia una notizia esagerata. Fatto sta che da quest'anno entra a regime la tassa europea sulle emissioni delle navi. Si prevedono rincari fino a 369 euro per ogni mezzo imbarcato e supplementi sui biglietti dei passeggeri. Confindustria regionale e Confitarma avvertono: le spese si scaricheranno su turisti e imprese. Insomma, la vacanza in Sardegna, e immagino anche su altre isole, sarà sempre più cara. I turisti devono prendersela con la normativa sugli ETS che sta portando a un aumento del trasporto delle merci e dei passeggeri. Entra a pieno regime quest'anno il meccanismo che regola l'acquisto delle quote di emissione da parte degli armatori se emettono CO2. E qua mi fermo, ragazzi, però questo articolo è l'unico che appare sui quotidiani. Sappiate che se non pagate di più adesso, sicuramente vi arriverà la bolletta più avanti dicendo che c'è stato un adeguamento già che riguarda le emissioni delle navi. Pagina 19, siamo sempre sulla Verità. Trattori in mezza Europa per protestare sul Mercosur. Macron voterà no. L'Italia che fa? Ursula spinge per chiudere l'accordo con gli stati dell'America Latina, ma la Francia e il gruppo di Visegrad minacciano il veto. Oggi a Bruxelles il vertice dei 27 tecnici. Lollobrigida continua a dire sì, ma con la clausola di reciprocità. E quindi ci devono essere i controlli dell'Europa sulle schifezze che arriveranno dai paesi del Sud America, perché molte di queste sono schifezze. Libero, mentre la sinistra rimpiange il tiranno, Maduro dentro, innocenti fuori. Libero anche il primo italiano. Tra i detenuti rilasciati a Caracas c'è Gasperin, petroliere arrestato senza ragioni, attesa per Trentini e la fine del regime abbattuto da Trump. Ma subito, entrando all'interno, si ritorna alle polemiche su quanto avvenuto in Svizzera. Ecco il tesoro dei Moretti. 6 locali pagati in contanti, i beni ancora non bloccati, a rischio i danni alle vittime. Anche Parigi e Roma indagano sui conti dei proprietari del Constellation, andato in fiamme la notte di Capodanno. Marito e moglie hanno comprato, pagando subito, 2 ristoranti, un disco bar, uno chalet e 2 case. Chiaramente cominciamo ad avere dei dubbi, se non li avevamo già prima. All'interno si parla su Libero anche di storie terribili e anche di personaggi che sono diventati dei veri e propri eroi. Il DJ e il croupier uccisi dalle fiamme, il barman eroe e grave, le storie dei dipendenti che sono morti o sono rimasti gravemente feriti per salvare gli altri. Putelli era fuori servizio ma si è gettato nel rogo per tirare fuori i giovani clienti. Thomas è ricoverato.
in ospedale. Storie terribili che ci insegnano però che questi giovani sono stati più bravi di noi, grandi, qualcuno di noi che è scappato con la cassa. Vi segnalo a pagina 12, nella pagina delle opinioni, l'opinione del nostro direttore Giovanni Sallusti, che sentirete tra poco alle 9:30 in diretta su questa radio, sempre con i dittatori, progressisti muti sulle rivolte degli iraniani per non rinnegare il loro credo, ovvero lotta all'America. Sappiatelo. Ma naturalmente non può mancare il pistacchio gay, è quello che sta molto a cuore al nostro regista Simone. Già, ha fatto il giro del web la bizzarra scelta di un bar di Catania. Il negozio ha infatti inventato un nuovo gusto di gelato, unendo pistacchio e cioccolato rosa. Da questa combinazione è nato il pistacchio gay, nome che ha suscitato grande polemica, specie nella comunità LGBTQ+. Secondo alcuni attivisti, tra cui l'attore Luigi Tabita, questo fatto rischia di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura macista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole, capito? Ci hanno fatto il pistacchio gay a Catania, dove sono tutti duri e puri, mica come noi milanesi mollaccioni, Però ragazzi, che carino il pistacchio gay, guarda. Fa venire voglia di provarlo, il pistacchio gay. Bene. Curro via. Rapine, furti, spaccio, stupri, il 35% dei reati opera di stranieri. Si parla con Massimo Sanvito oggi sul Libero di quello che ha detto ieri nel Question Time il ministro dell'Interno Piantedosi. La sinistra scopre solo ora il legame tra insicurezza e immigrazione. Col centrodestra meno 18% di crimini rispetto ai governi PD. Nel 2025 espulsi dall'Italia 200 terroristi. Sì ragazzi, ma dobbiamo fare meglio, non meno, sbagliato, meglio. Espulsione, deportazione, remigrazione, chiamatela come volete, ma queste sono le nostre parole d'ordine. Stanno facendo impazzire la famiglia nel bosco. Terribile notizia, ma pare sia così. Pagina 17 di Libero. Il 23 dicembre la visita dello psichiatra. Secondo l'assistente sociale, la madre Caterina è rigida e infastidita per il perito dei 3 Vajont dai bambini, pianti, grida e atti autolesionistici. Per saperne di più, certo, tra poco ti porto sul quotidiano La Stampa, che ha intervistato il papà per la prima volta. Intanto su Libero a pagina 19 confessa il killer di Aurora: non sapevo di averla uccisa. E in taglio basso la cosa schifosa: violenta disabile in treno, passeggeri fermano tunisino. Castelfranco Emilia sotto shock, Salvini, castrazione chimica. Il 39enne con precedenti consegnato ai carabinieri a Bologna aveva tentato di abusare di una 20enne in carrozzina. E non vi dico cosa ha fatto, se mi avete seguito prima lo saprete, altrimenti non ve lo ripeto. Intervista a Rosita Celentano sul papà Adriano, che ha compiuto gli anni da poco. Adriano è un mistero anche per me, ma soprattutto che interessa a noi perché è musica indipendente. Alessandra Menzani ci parla di Pezzali e Repetto, che sono ancora al top dopo 35 anni. Gli 883 spopolano, e ti dico, per chi in quegli anni faceva radio, anzi da molto prima, gli 883 erano una cosa leggerina, proprio, vabbè, ma andiamo agli 883, cioè non dico che ci vergognavamo, però non erano niente di speciale. Sanremo, teatro, le serie sono tornati di moda come non mai, perché si chiama vintage e il vintage sta tirando di brutto. Max al festival, per Mauro Repetto, un nuovo singolo e poi il palco. E nel 2026 torna alla fiction su Sky sugli 883. Insomma, proprio oggi
esce una nuova canzone per Mauro Repetto che, vi prometto, trasmetteremo su queste frequenze, anche perché farà parte dello spettacolo Ho trovato Spider-Man, che dopo una serie di anteprime si chiuderà il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Ho trovato Spider-Woman, attenzione, è questa la differenza, perché adesso è la donna quella tosta, quella forte, vi dicevo prima, siamo tutti mollaccioni un po' gay, è la donna che ci comanda e fa bene, a me piace essere comandato da mia moglie, sto scherzando, dai, però la donna è molto più forte dell'uomo in molte circostanze, e questa canzone Ho trovato Spider-Woman, che sentiremo anche in versione da palco, e secondo me promette molto molto bene. Bando alle ciance, città in balia dei violenti, e l'assessore ancora non c'è. Su Libero Milano, la sicurezza a Milano per ora resta in mano ancora a Sala. Sindaco e sinistra tentennano, che fanno? Non decidono. Naum di Azione, eravamo pronti ma PD e Verdi hanno posto il veto. Fedreghini, non si scelga un nome per dare un contentino, fatto sta che hanno scelto di non scegliere, tanto a Milano non succede mai niente. Chiudo davvero con Cosmin, il pittore di strada che immortala il mistero dei gatti, un nuovo talento del mondo artistico milanese. Guarda che bei ritratti, solo gatti. Mann è nato a Milano, ha iniziato come interior design, ma la matita è sempre stata il suo modo di esprimersi. Il primo quadro, un cono gelato, poi sono arrivati gli animali da compagnia. Ne parla Francesca Lovatelli a pagina 39 nel panino milanese del quotidiano Libero. Volo via velocemente, signori, certamente stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659, vi prometto che li leggiamo tutti dal primo all'ultimo tra le 11 e mezzogiorno. Avvenire apre con Caracas apre le porte, siamo qui naturalmente ad attendere la lista dei prigionieri che saranno liberati proprio in queste ore, ma io svolazzo, volevo fare un girettino veloce sul quotidiano La Stampa. Perché? Perché La Stampa è l'unica che intervista, guarda qua, il padre dei bimbi del bosco. I miei figli pieni di rabbia, sono diventati litigiosi e stressati. E questa è la notizia che non volevamo veramente sentire. All'interno della Stampa, naturalmente, la polveriera Minneapolis, spuntano i video che smentiscono la ricostruzione dell'omicidio fornita da Trump. Vance rincara la dose dicendo era una squilibrata, il sindaco a muso duro fuori di qui, e quindi tutte le polemiche. Chiaramente si guarda l'America ma si pensa all'Italia, perché noi vogliamo più forze dell'ordine in piazza e chissà cosa non gli faremmo fare, è vero? L'ICE è un'unità paramilitare fascista, l'obiettivo è uno Stato senza legge, e dice uno scrittore canadese. Poi difesa, il governo aumenta le spese, Giorgetti si voterà, e subito La Stampa, per far incazzare la Lega, parla di radar e carri armati in cima alla lista del pacchetto Crosetto, previsti investimenti anche sul fronte dell'acquisto di satelliti e navi. Stiamo a vedere, perché la Lega sta portando avanti il vostro pensiero da mesi e ha già detto che ci saranno sorprese. Infatti il carroccio già frena sul riarmo, scrive La Stampa a pagina 9, quei fondi alle forze dell'ordine. Si cambia argomento, la tragedia di Capodanno, trapianti per salvare gli ustionati, i medici in fila alla banca della pelle. Si comincia a parlare di cosa gli stanno facendo a questi ragazzi e si racconta come sia importantissimo in queste ore il trapianto di pelle. Poi naturalmente il giallo dei 4 milioni, tutti questi soldini che hanno avuto questa coppia, la padrona del locale, ma dove li hanno presi? Boh. Le cronache con arrestato, ha ucciso Matilde a 212 km all'ora, inquinava le prove, e
L'agonia di Aurora, per farla stare zitta l'ho strangolata. Molto spesso tipi che in questo paese non dovevano esserci. Ma soprattutto per la prima volta al quotidiano La Stampa, a pagina 17, intervista Nathan Trevaillon, il papà dei figli del Bosco, che nel Bosco ormai da mesi non ci sono più. I miei figli distrutti dall'ansia, sono diventati litigiosi, rifaremmo le stesse scelte. Dopo settimane di silenzio parla il papà della famiglia del Bosco di Palmoli. Siamo pronti a rispettare le regole di base per il bene dei bambini. Una brutta intervista, è brutta perché racconta come i figli stiano peggiorando nei rapporti tra di loro, sono diventati litigiosi, non hanno più pazienza e poi smentisce alcune cose. Non è vero che ci sono contrasti tra me e mia moglie, l'unica cosa che vogliamo è tornare a vivere nella natura con i nostri animali. Tutta comunque da leggere per la prima volta questa intervista con il padre dei figli nel Bosco. Madonna canta Patti Bravo e fa la sua versione della Bambola, ma tutto per uno spot pubblicitario. La possiamo perdonare perché comunque è venuta bene, la canzone ve la farò sentire, ve lo prometto, quando si tratta dei big li faccio ascoltare. Il giornale apre con la versione di Bellavia. Era Report a chiedere le informazioni. Dossieropoli si allarga. Il consulente di Ranucci al giornale. Non ero io a fornire i dati e conferma però che il papello è suo. Subito all'interno del quotidiano Il Giornale andiamo a sbirciare che oggi è il giorno della conferenza stampa di fine anno, che ormai è diventata di inizio anno da un po' di anni a questa parte. Da Andreotti a Meloni il rito della conferenza che si ripete da 49 anni, il primato di Berlusconi e il gran rifiuto di Prodi. Paginone sulla conferenza che quest'oggi la Meloni terrà. Subito dopo CGIL shock, più scioperi e meno iscritti. La politica non giova a Landini. Gli ex dicono finché c'è lui non faremo più la tessera. Interessante. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, un omicidio che divide ancora gli USA, quello che è successo a Minneapolis, ma naturalmente anche l'Iran, il bavaglio del regime, stop al web, cresce l'ipotesi di un intervento statunitense. La cronaca terribile italiana, Aurora l'ho stuprata e ammazzata, e sotto barista freddato da un vigile, il PM dice è stata un'esecuzione, e poi Matilde uccisa da una gara in auto, arrestato il guidatore della Porsche. Non manca sul quotidiano Il Giornale la storia di Mercosur, sì, perché arriva il no della Francia e ancora una volta chi fa l'ago della bilancia? Cucù, lo facciamo noi. L'Italia ago della bilancia. Lollobrigida, il meccanismo di salvaguardia si attivi con un calo dei prezzi del 5%, oggi atteso il voto. Mani per aria, come finirà? Intanto ripeto, pagina 29 del giornale, chissà perché solo sui giornali di centrodestra, possibile. Repetto, dopo l'uomo ragno, ora trova Spider-Woman. L'ex 883 oggi pubblica il brano In riva a te, si intitola così, che farà parte dello spettacolo dedicato alla supereroina, perché siete voi donne adesso le nostre eroine, noi siamo diventati dei pappamolla. Se non ora quando? Commissione d'inchiesta sul dossieraggio, la propone il quotidiano Il Tempo. Terremoto istituzionale sul caso Report dopo l'intervento del garante della privacy. La proposta del Tempo, istituzione di un organo che indaghi su rapporti tra la trasmissione TV e il consulente al centro dell'ipotesi dossieraggi, e la nota dei suoi avvocati diventa un autogol. Proseguendo all'interno, lo spaventoso passato di un predatore seriale aveva già colpito 3 donne. Il ritratto di un clandestino. Quale? Perché ce ne sono così tanti che non dovrebbero essere qui. Il peruviano, che nonostante arresti ed espulsioni aveva la fedina penale pulita a causa di un problema informatico, e un medico lo aveva liberato dal CPR.
Il partito musulmano di Roma si schiera con Annun e Company, odio contro i palestinesi, il movimento che, lo sapete, si presenterà alle prossime elezioni del 2027, critica l'inchiesta, fondi ad Hamas, zero prove e si prepara a partecipare alle elezioni capitoline del 2027 e lo sapete, è soltanto il primo passo, tra poco il partito islamico sarà nazionale. Sì, me ne sto andando, non ci sono già più praticamente, me ne vado certamente, ricordandovi Repubblica, Caracas, italiani liberi, speranza per trentini e siamo qui tutti quanti naturalmente a fare il tifo, ma anche qui a pagina 11, spese militari e scontro, Giorgetti per aumentarle serve uno scostamento e in taglio basso non può mancare retroscena di Tommaso Ciriaco, non si diano altri soldi alla difesa, l'offensiva leghista contro Meloni. Di questo e d'altro proseguiremo a parlare più tardi, dalle 11 a mezzogiorno, non mancate. Avete ascoltato la